E se qualcuno ha piacere di porre dei quesiti, visto che abbiamo questi nostri ospiti, insomma, chiarimenti, potete tranquillamente farli, insomma. Nel frattempo ringrazio la Bellardica, presidente di Italia Nostra. Puoi venire? Buonasera. No, perché io saluto tutti intanto e vi ringrazio di avermi anche chiamato. No, non si sente, non si sente. Sì, scusate, io sono contenta di trovarmi qui questa sera. Sono stata tanti anni a Simonifacio, ho lavorato al Dalcero e quindi conosco i giovani che magari sono in questa sala o comunque insomma che abitano a San Bonifacio. Io sono qui come presidente di Italia Nostra. Abbiamo sottoscritto come associazione le osservazioni alla via e con Lega Ambiente, e quindi siamo anche orgogliosi di aver dato un contributo ai cittadini, perché diceva bene la senatrice Garavaglia, ci vuole la partecipazione dei cittadini. Qui a San Bonifacio i cittadini si sono mossi proprio per cercare di dare un contributo serio alla politica che decide e per cercare anche un po' di raddrizzare forse gli errori della politica. Credo che il problema dell'ambiente sia un problema politico, soprattutto politico, è una questione di diritti e di giustizia. I relatori di questa sera hanno detto cose sacrosante che io condivido pienamente. Voi siete qui e voi quindi partecipate, voi volete essere protagonisti della gestione del vostro territorio, e credo che se tutti i cittadini fossero qui a sentire, credo davvero che non ci sarebbero più problemi. A Verona è la stessa cosa, ci sono comitati. Questa sera dovevamo essere anche al comitato di Verona Sud per decidere e proporre anche un grande parco nella zona dello scalo ferroviario. Però a proporre questo non è la politica, non sono gli amministratori, sono i cittadini. Allora io credo davvero che la politica dovrebbe interrogarsi su queste cose. La politica che amministra, la politica che decide però tante volte sulla pelle dei cittadini. Allora invece la politica, se vuole sopravvivere, se vuole continuare a fare politica e non essere spazzata via, perché sarà spazzata via se continuano così le cose, dovrebbe anche cercare di ascoltare i cittadini, fare quindi un'operazione sia di trasparenza per dire quello che fa e anche però di collaborazione, di ascolto, di condivisione. Solo così il paese nostro può crescere, può migliorare, può essere un paese che lasceremo ai nostri figli, come diceva la senatrice Garavaglia, proprio migliore forse di quello che l'abbiamo trovato, o perlomeno uguale a quello che abbiamo ricevuto. Questo è un impegno che noi come associazioni di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico ci poniamo, e però ce lo dobbiamo porre tutti. E io credo davvero che comunque il grande interrogativo è quello che la nostra classe politica deve davvero cambiare, deve trovare un modo, diciamo, per essere meno classe che fa i propri interessi, di dire, e invece classe che insieme con i cittadini fa l'interesse della comunità. È una questione di diritti, è una questione di giustizia. Ecco, credo che altro io non posso dire, e comunque noi cercheremo nel nostro piccolo, insomma, di essere sempre impegnati in questa battaglia, che è una battaglia davvero per la qualità della vita. E auguri tanti alla comunità di San Bonifacio.